Tanto spero che sia stato rimesso in funzione. Sì, il tabellone lancia il numero 5 che risponde al nome di Davide Michelan dell'Anatletica Feltre. Siamo al primo turno di lanci nel giavellotto e sta per riprendere la gara del triplo, che per il momento è guidata con l'ottima misura di 14,17 da Fabio Camattari della Biotecna Marconna. Primo passaggio è un improbabile 2,51 che appare sul tabellone, ma non è questo il tempo. Ah sì, 2,51 sì. Chiederei ai cronometristi se è possibile seguire il tempo sul display, altrimenti non possiamo commentare le gare. Tre giri al termine per Francesca Comiotto, che sta tenendo un buon ritmo. Siamo sul filo del primato personale per la portacolori della Piave 2000, anche di un sostanzioso miglioramento del primato personale. Tra poco transiterà al primo chilometro. Regala qualcosa alla tavoletta. 3,32 il passaggio al primo chilometro per Francesca Comiotto, che ha un personale di 7,19. Continuando con questo ritmo potrebbe migliorare sostanziosamente il suo primato personale. Intanto chiamo per la premiazione del salto in alto Giorgia Niero, Marianna Pincin e Nicole Arduini. Due giri al termine per Francesca Comiotto, che sta lottando a questo punto contro il tempo.
un personale di 7:19:46. Mentre nel giavellotto si sta misurando il lancio di Andrea Brunna al di sotto del suo standard 35,76 in questo lancio per il portacolori dell'Atletica di Marca. Siamo agli ultimi 500 metri di gara per Francesca Comiotto, incoraggiamola con un applauso, la portacolori della Piave 2000. Tra poco sentirà il suono della campana. Potrebbe migliorare il primato personale. Thomas Fabrizi intanto in pedana nel giavellotto, uno dei favoriti di questa gara, 57,61 di personale. Prima l'abbiamo visto impegnato nel disco, ora ancora un gran salto di Fabio Canattari nel triplo, mentre Thomas Fabrizi ha superato abbondantemente i 50 metri, siamo nell'ordine dei 54 metri, vediamo la misura di questo lancio del veronese e della Bentegodi. (52,45 per Fabrizi che si porta il comando della gara). Arriva Francesca Comiotto e riceve l'applauso. Siamo a 7,15, calato un po' l'andatura, la gara solitaria, e viene a concludere la sua fatica Francesca Comiotto, la Piave 2000. Per la premiazione dei 100 femminili, Emma Girardello, Iodalis Herrera Abreu e Abigail Diedu, e per i 100 maschili Marco Boschetto, Riccardo Spadetto e Federico Polo. E anche per l'alto Nicola Arduini, Marianna Pincin e Giorgia Niero. I primi che si presentano saranno premiati. Archiviati i 2000 siepi femminili, tra poco ci sarà la serie unica, questa volta con due atleti dei 2000 siepi maschili. Andiamo alla premiazione dei metri 100 femminili.
sarà sempre il consigliere regionale Mariano Tagliapietra ad ufficializzare questa premiazione. Prima di dire i risultati direi meno 3 il vento contro nella finale femminile, quindi questo spiega anche i tempi ottenuti dalle atlete. Al terzo posto con 13.01 per la Valpolicella Lupa Dottina Abigail Diedu. Al secondo posto con il tempo di 12.90 per la Bentegò di Verona Iodalis Herrera Abreu. Campionessa regionale con il tempo di 12.81 per Rodigium Team Emma Girardello. E per la premiazione dei metri 1500 maschili invito al cancello d'ingresso Matteo Rossa, Alberto Del Sasso e Vitali Masdovati. Mentre stanno partendo i due atleti che daranno vita alla gara dei 2000 siepi allievi, si tratta di Matteo Saccuman dell'Atletica Bisavola e Mirko Cocco dell'Atletica Vicentina. Nel giavellotto siamo al secondo turno di lanci, va in pedana Mario Nalato, anzi questa è la misura di Mario Nalato, 38,61. Ed ora andrà in pedana Leonardo Barcellona dell'Atletica di Marca che ha un personale di 43 metri. Se ci sono le atlete e gli atleti siamo pronti per altre premiazioni, per esempio il salto in alto femminile, i 100 allievi e i 1500 allievi. Chiedo ai responsabili del cerimoniale se possiamo procedere. E andiamo alla premiazione dei metri 100 piani allievi. E sarà Gilberto Santorato che dopo aver accompagnato tutti gli atleti ha deciso di ufficializzare in prima persona, vicepresidente del comitato provinciale della FIDAL di Venezia. Al terzo posto con 11,58 per l'Atletica Vicentina Marco Boschetto. Secondo con 11,55 per le Fiamme Oro Padova Riccardo Spadetto. E attenzione con il tempo di 11,19, vento meno 2 per la Biotecno Marcona, campione regionale Federico Polo.
E questo era il podio dei metri 100 piani. Prossima premiazione, se ci sono le ragazze, andremo all'alto femminile. Mentre rinnovo l'invito per Matteo Rossa, Alberto Dal Sasso e Vitali Maslovati per la premiazione del 1500. Se siamo pronti con i 1500 possiamo andare allora. Sempre con il vicepresidente provinciale della FIDEL, ah no, c'è Mariano Tagliapietra, consigliere regionale. Mentre sta per partire la serie unica del 2000 siepi allievi, al terzo posto con il tempo di 4:11:62 per l'Ana Atletica Feltre Matteo Rossa. Secondo con il tempo di 4:11:24 per l'Ana Atletica Feltre Alberto Dal Sasso. E con il tempo di 4:08:78 per l'Atletica Città di Padova, campione regionale 2014, Vitali Maslovati. E possiamo procedere anche alla premiazione del salto in alto femminile. Mentre sta guidando la gara Mirko Cocco davanti a Matteo Saccuman, Mirko Cocco dell'Atletica Vicentina, Matteo Saccuman dell'Atletica Fissavano. Alla presenza di Alberto Bedin, indimenticato saltatore che per la Biotecna Marcona ha fatto meraviglie. Andiamo alla premiazione del salto in alto femminile.
Al terzo posto con 1,63 per l'atletica Vis Abano Giorgia Niero. Seconda, e oggi salta di gioia con 1,69, atletica di Marca Marianna Pincin. E vince il titolo di campionessa regionale con la misura di 1,71 per la Libertas Rossetto Luganiano Nicole Arduini. Allora attenzione, per la giornata di domani ci sarà una modifica riguardo ai tempi di svolgimento delle gare. Gli atleti con i migliori tempi correranno per primi, al contrario di quello che è successo oggi. Quindi domani gli atleti con i migliori tempi andranno nelle prime serie, mentre procede la gara quando mancano 2 giri alla conclusione. Ma Mirko Cocco sta guidando per l'atletica vicentina davanti a Matteo Saccuman della Vis Abano. Suona la campana per Mirko Cocco, atletica vicentina, 5,20 e 51 penso sia il passaggio all'ultimo giro, quindi potrebbe andare molto vicino al suo personale che è di 6,35 e 59. Tra poco suonerà la campana anche per Matteo Saccuman dell'atletica Vis Abano. Eccolo. Mentre siamo agli ultimi 200 metri per Mirko Cocco. Ed ecco l'arrivo, entra in rettilineo Mirko Cocco, dominatore di questa gara. Mentre nel giavellotto siamo al terzo turno di lanci. Viene a conquistare la vittoria 6,40,08 il tempo del vincitore. Mentre nel triplo abbiamo visto un salto di Diego De Mattia della Biotecna Marcon, 12,73 per lui. Ed ora andrà in pedana Marco Collovini della Treviso Atletica. Anche Matteo Saccuman viene a concludere la sua fatica e quindi termina la gara di 2000 siepi. Tra poco inizierà la finale del giavellotto.
mentre per la gara di marcia avremo impegnate 8 ragazze e un solo maschio. Siamo ai salti di finale anche nel triplo. E vediamo che si stanno preparando le concorrenti della gara di marcia e il concorrente. Tanto nullo per Lucas Perticaro. Gara femminile con Anna Chiara Paternico, Assindustria Padova, Erika Pontarollo, Atletica Vicentina, Maria Grigoli insieme in Food Verona, Lorena Nard, La Piave 2000, Beatrice Andreose, Fiamme Oro Padova, Chetti Perizzolo, Bisavano, Lisa Ruaro, Atletica Schio ed Elena Baggio della Piave 2000. Per i maschi c'è in gara Davide Colusso dell'Atletica di Malta. E intanto ricordiamo che già da metà settimana su YouTube, canale Zona Atletica, su YouTube si potranno vedere le immagini di questa prima giornata dei campionati regionali allievi. Mentre ricordo ancora una volta che domani ci sarà la diretta da Abano Terme, diretta streaming per il trofeo delle province trivenete.